Buonasera a tutti. Allora, intanto è un piacere, insomma, vedere che c'è gente presente a questo evento. Io porto chiaramente i saluti un po' dell'amministrazione, del sindaco che questa sera non è potuto essere qua, e anche come, insomma, assessore alla cultura in questa serata che unisce più fronti, la settimana del libro, che è un periodo che ricorre ogni anno, un po' di promozione alla lettura, l'importanza del libro, e avvicinare piccoli, medi, grandi, quindi bambini, adulti, anche anziani, insomma, al tema della lettura. E dato che siamo nell'anno, insomma, in arrivo al festeggiamento dell'anniversario del gemellaggio con Cipino in Messico, si sono unite queste cose leggendo un autore messicano tramite la voce di Mirko Artuso, un volto noto per i sugosinesi, autore, attore, regista, lettore questa sera, che ci farà conoscere un autore che io non conosco, ma ho sentito che altri qui in sala invece hanno conosciuto, Juan Rulfo, e attraverso le parole capiremo un po' anche della cultura che tocca anche Segusino grazie a questo gemellaggio. Quindi vi auguro di passare una piacevole serata e lascio anche introdurre e spiegare meglio, insomma, anche il contesto della settimana del libro alla nostra bibliotecaria Paola. Buonasera a tutti, anch'io vi porto il saluto della Biblioteca Comunale naturalmente e del gruppo di lettura. Come ha già detto Stefano, siamo ospitati in questa mostra, oppure questo incontro ospita una mostra, non so quale delle due, però è bello che sia così, e quando siamo arrivati in fondo i libri portano colore e luce in questa sala, no? Insieme alle bandierine e al resto, e ci siamo detti dai, è un ambiente più accogliente, più simpatico in mezzo ai libri, no? E quando Violetta, ancora nell'autunno scorso, ci ha chiesto la collaborazione per una serata dedicata alla letteratura, naturalmente come gruppo di lettura abbiamo accettato subito molto volentieri, e all'inizio avevamo pensato magari di scegliere un autore contemporaneo, leggere un romanzo, come fa di solito un gruppo di lettura, avete presente? Ci si incontra più o meno una volta al mese, si condivide la lettura di un romanzo e poi insomma si commenta insieme, è un modo per stare sui libri, ma anche per stare in amicizia nella condivisione di vari pensieri, no? E abbiamo accettato molto volentieri, però ci siamo detti, dai, prima di conoscere magari un autore messicano contemporaneo, suggerisci qualche autore del Novecento che valga la pena conoscere. E Violetta appunto ci ha proposto Juan Rulfo. Devo dire che è stata sì una scoperta, ma anche qualcosa che ci ha colpito, perché certamente è una scrittura a volte dura, che colpisce per una sensibilità magari diversa dalla nostra rispetto a temi come la vita, la morte, però che lentamente arriva veramente in profondità. Quindi, pensando di partire da Rulfo e di andare avanti, invece no, ci siamo fermati, abbiamo detto no, questa serata alla fine abbiamo deciso di dedicarla proprio a lui, perché sentivamo che riusciva ad arrivare in profondità a noi, e speriamo che la stessa cosa possa accadere per voi. Quindi vi auguro buon ascolto e buona serata. Buonasera. Sì, ecco. Ovviamente noi abbiamo pensato questa serata metterla dentro di questa corrente letteraria che è il realismo magico, appunto per agganciarci alla settimana del libro, che era la proposta del fantastico, il magico, il diverso.
E allora ho preparato un breve intervento su cos'è il realismo magico per spiegare a voi un po' come funziona questa storia, che così da poter capire un po' meglio anche le parole di Juan Rulfo e il suo contesto. Allora, per parlare ovviamente di Juan Rulfo dobbiamo capire prima, come dicevo, cos'è il realismo magico, che è una corrente letteraria predominantemente ispanoamericana attorno agli anni 30 del secolo scorso e poi continua ovviamente negli anni. Si tratta, in poche parole, di introdurre in una narrazione realistica degli elementi fantastici. Molti autori hanno abbracciato questa corrente inserendo nei loro capolavori elementi magici che il lettore percepisce nonostante non vengano mai spiegati. Il folklore, le leggende, la mescolanza culturale e l'assenza di temporalità conferiscono alle opere un equilibrio e una unità singolare. Dopo aver sfogliato qualche pagina ci si ritroverà così immersi in una realtà astratta ma psicologicamente coinvolgente, spesso velata di malinconia. Infatti vedete in Juan Rulfo tanta malinconia. È importante non confondere queste opere con quelle che sono pienamente fantastiche, visto l'elemento chiave di questi testi è che tutto quello che si narra ha un luogo in un ambiente reale e verosimile, nonostante abbia degli elementi che non sono possibili nella vita reale e che si trattano con tanta naturalità. Vi elencherò una serie di aspetti comuni del realismo magico per renderlo più riconoscibile nella lettura che oggi faremo di Pedro Páramo e La pianura in fiamme dello scrittore messicano Juan Rulfo. Allora possiamo passare alla seguente diapositiva. Ecco, un attimo, che io vi avevo, per capire un po' anche il realismo magico è stata anche una corrente trasversale. Allora c'è questo quadro di Magritte che a semplice vista sembra un paesaggio naturale, non ci stupisce, però se guardiamo attentamente c'è qualcosa di strano, qualcosa che non va. Intanto che nella casa è di notte, buio, c'è anche la luce, infatti per quello si chiama l'impero della luce, c'è il cielo che è di giorno. Allora questo si spiega, dice c'è qualcosa che non va, ecco, c'è su una realtà naturale una cosa che accade e che non è spiegabile. Così si traduce in pittura il realismo magico. Andiamo avanti. Allora, ci sono più o meno 7 elementi, potrei elencare di più, ma ve li spiego velocemente. La prima è un elemento fantastico nella realtà, che è una delle caratteristiche principali che vi dicevo del realismo magico. E l'autore ci propone una realtà facilmente identificabile, reale e vicina, ma incorpora degli elementi fantastici, magici che convivono con la realtà. È importante osservare che tanti di questi elementi fanno parte dell'identità e sensibilità dei popoli latinoamericani, come un'impronta di personaggi mitici o leggendari. Avanti. In questo tipo di opere gli eventi fantastici e irreali hanno luogo durante la trama e sono trattati naturalmente tra i personaggi, loro non se ne accorgono che c'è qualcosa di strano. Il lettore, per cui, non troverà nessuna reazione di stranezza da parte di questo personaggio che vive quella situazione, ben più l'incontrario, sembra proprio al suo agio, invece siamo noi che rimaniamo un po' a bocca aperta per quello che sta accadendo. E nei testi del realismo magico troviamo che il narratore ha un ruolo importante, narra il successo magico con naturalezza, solo il lettore si accorgerà del magico che sta accadendo e nessun altro gli darà importanza. Gli autori latinoamericani hanno visto nel realismo magico un ottimo strumento per recuperare la loro identità persa e le loro tradizioni più autentiche. Per questa ragione tutte le storie si spiegano dentro della realtà americana, con paesaggi e con spazi propri di quelle regioni e che sono dipinti con le parole perfettamente. C'è un'atmosfera intima che è molto comune, che gli autori creano questa atmosfera intimistica che permette al personaggio di fare una ricerca su se stesso. Non dimentichiamo che queste opere possono leggersi come autentiche metafore di quello che gli scrittori volevano esprimere con una mescola di fantasia e realtà dove si creano messaggi molto potenti.
Un'altra caratteristica è l'uso degli elementi della tradizione popolare per creare una finestra tra fantasia e realtà. Detto sia di passo, c'è anche una componente molto presente trasculturale che per molti di questi autori devono farle convivere, perché anche sulla stessa realtà che vivevano, sono presenti con tante etnie in Latinoamerica e c'è sempre la mescolanza tra razze. E finalmente c'è la denuncia sociale, che è un punto molto, molto chiaro e molto bello sul realismo magico, perché gran parte di questi testi, o che si sono classificati nel realismo magico, sono stati scritti con una volontà critica. Tanti autori del realismo abitavano in paesi con dittature o censure o semplicemente dopo un dopoguerra, come nel caso del Messico, che è stato dopo la rivoluzione, e con questo modo, con la scrittura, hanno trovato una via per denunciare quello che accadeva superando il filtro della censura e con questa grande carica di messaggi nascosti. Finalmente vi parlerò di Juan Rulfo molto velocemente. Ovviamente Juan Rulfo è stato per il Messico il grande propulsore del realismo magico. È considerato uno degli scrittori più influenti del XX secolo. Addirittura Gabriel García Márquez diceva che lui poteva recitare il Pedro Páramo a memoria, perché lo aveva letto così tanto, era tanto importante per lui che poteva farlo così. Jorge Luis Borges segnalava che Pedro Páramo era uno dei migliori testi scritti in qualunque lingua, dava proprio un'importanza pesante a Juan Rulfo, e a partire da lui tanti scrittori messicani e latinoamericani ovviamente hanno bevuto di quella stessa acqua, hanno convissuto con Pedro Páramo e con le sue opere, con le opere anche di La pianura in fiamme. Con le sue opere, anche se poche, perché in realtà parliamo solo di, come opera di romanzo abbiamo solo Pedro Páramo. C'è questa collezione di racconti, che sono 17 racconti e che venivano pubblicati periodicamente, con La pianura in fiamme, e finalmente Il gallo d'oro. Ma sì, ci sono altre opere minori, ma sono molto poco, a differenza di tanti autori. Ma con queste poche opere ha plasmato appunto una fotografia del Messico pre- e post-rivoluzionario. E a noi interessava farvelo conoscere perché è parte di quel mondo che i migranti veneti hanno trovato in quel lontano 1882. Finalmente, come vi dicevo, Pedro Páramo del 1955 è l'unico romanzo che ha scritto, e si potrebbe dire appunto che Pedro Páramo è un romanzo post-rivoluzionario, ma che ha ancora un forte legame con il passato, con una concezione di quel mondo prima della rivoluzione. Tanto è che Pedro Páramo è il cacique, ovvero il capo di quel paese di Comala, con un potere illimitato. Comala era un paesino sperduto di Jalisco, una parte sempre dell'occidente del Messico. Suo figlio, Juan Preciado, comincia la sua ricerca dopo la morte della madre. Quando arriva a Comala, Juan Preciado non trova il padre, ma una serie di personaggi che raccontano Pedro Páramo, ma dall'altra tomba. Pedro Páramo, quando parla in prima persona, appare come un uomo in un mondo reale. Lui non attraversa in prima persona degli eventi fantastici. Lui come uomo è molto crudo nella sua realtà. Gli unici momenti in cui si lascia andare alla poesia è quando pensa a Susana, e nel momento della sua morte è finalmente travolto del realismo magico. Lascio la parola adesso a Mirko. Grazie. Quello era il tempo della canicola, quando l'aria d'agosto soffia bollente, avvelenata dall'odore putrido delle saponarie. La strada saliva e scendeva. Sale o scende a seconda se si va o se si viene. Per chi va, sale. Per chi viene, scende. Come dice che si chiama il paese che si vede là in basso?
Comala, signore. È sicuro che è già Comala? Certo, signore. E perché è tutto così triste? Sono i tempi, signore. Io mi ero immaginato di vedere tutto ciò attraverso i ricordi di mia madre, della sua nostalgia, tra frammenti di sospiri. Visse tutta la vita sospirando per Comala, per tornare, ma non tornò mai. Adesso io ci vengo al posto suo, porto con me gli occhi con cui lei vide queste cose, perché mi diede i suoi occhi per vedere. Lì c'è, dopo il passo di Los Colimotes, la vista più bella di una pianura verde e anche gialla per il mais maturo. Da quel luogo si vede Comala che imbianca la terra e che durante la notte la illumina. La sua voce era nascosta, quasi spenta, come se parlasse tra sé e sé, mia madre. E che ci va a fare a Comala, se si può sapere? Sentii che mi chiedevano. Vado a trovare mio padre, risposi. Ah, disse lui. E tornammo in silenzio. Procedevamo in discesa, udendo il trotto saltellante degli asini, gli occhi distrutti dalla voglia di dormire nella canicola d'agosto. Che bella festa le starà preparando! Tornai a sentire la voce di chi mi stava accanto. Sarà contento di vedere qualcuno dopo tanti anni che nessuno viene da queste parti. Poi aggiunse, chiunque lei sia, sarà contento di vederla. A riverbero del sole, la pianura pareva una laguna trasparente, diluita in vapori da cui compariva un orizzonte grigio. E più oltre, una linea di montagne, e ancora più in là, la più remota lontananza. E che faccia ha suo padre, se si può sapere? Non lo conosco, gli risposi. So solo che si chiama Pedro Paramo. Ah, accidenti. Sì, mi hanno detto che si chiamava così. Udii un'altra volta del mulattiere. L'avevo incontrato a Los Encuentros, dove si incrociavano diverse strade. Io stavo lì ad aspettare, fino a quando apparve quest'uomo. Lei dove va? Gli avevo chiesto. Vado verso giù, signore. Conosce un posto che si chiama Comala? Vado proprio da quelle parti. E lo seguii. Mi misi dietro di lui cercando di seguirne il passo, fino a quando sembrò accorgersi che lo stavo seguendo e rallentò la sua andatura. Dopodiché proseguimmo, così vicini che quasi ci sfioravamo le spalle. Anch'io sono figlio di Pedro Paramo, mi disse. Uno stormo di corvi passò sopra di noi incrociando nel cielo vuoto, facendo cra, cra, cra. Superate le colline, scendemmo sempre più. Avevamo lasciato l'aria bollente su in alto e andavamo affondando nel calore, senza aria. Tutto pareva stare come in attesa. Fa caldo qui, dissi. Sì, e questo non è niente, mi rispose l'altro. Stia tranquillo, quando arriveremo a Comala lo sentirà ancora più forte. Quel paese sta sulle braccia della terra, proprio nella bocca dell'inferno. Le dico che molti di quelli che muoiono lì, se vanno all'inferno, tornano a riprendersi la loro coperta. Lei conosce Pedro Paramo? Gli domandai. Osai farlo perché nei suoi occhi vidi un barlume di confidenza. Chi è? Tornai a chiedergli. Un rancore vivente, mi rispose. E frustò gli asini senza motivo, dato che gli asini erano molto più avanti di noi, di corsa giù per la discesa. Sentivo il ritratto di mia madre che tenevo nel taschino della camicia a scaldarmi il cuore, come se anche lei sudasse. Era un vecchio ritratto, smangiucchiato ai bordi, ma era l'unico che conoscevo. L'avevo trovato nell'armadio della cucina,
dentro una casseruola piena di erbe, foglie di melissa, erba di Castiglia, rametti di ruta. Da allora l'avevo tenuto con me, era l'unico. Mia madre non aveva mai voluto farsi ritrarre. Diceva che i ritratti erano roba da stregoneria e così pareva essere, dato che il suo era pieno di buchi come di spillo e dalle parti del cuore ce n'era uno molto grande, in cui poteva entrare il dito del cuore, il medio. È lo stesso che ho qui con me, pensando che potrebbe essere utile per farmi riconoscere da mio padre. Guardi, mi dice il mulattiere fermandosi, vede quella collina che assomiglia a una vescica di maiale? Lì dietro c'è la media luna e adesso si volti da quella parte. Vede la cresta di quella punta? La guardi. Adesso si volti da quest'altra parte. Vede l'altra collina che quasi non si vede da quanto è lontana? Bene, perché questa è la media luna, da un capo all'altro. Come dire, tutta la terra che si può abbracciare con lo sguardo. Ed è tutta sua questa terra. Il fatto che le nostre madri ci hanno sgravato su una stuoia, nonostante fossimo figli di Pedro Paramo. E la cosa più divertente è che lui ci ha portati a battezzare. Con lei deve essere successa la stessa cosa, no? Non me ne ricordo. Ah, vada a farsi fottere. Cosa ha detto? Ah, che siamo quasi arrivati, signore. Sì, lo vedo. Che è successo? È passato un correcaminos, signore, così li chiamano questi uccelli. No, io chiedevo del paese, non si vede anima viva, come se fosse abbandonato. Sembra che non ci abiti nessuno. Non è che sembra, è così. Qui non ci vive nessuno. E Pedro Paramo? Pedro Paramo è morto molti anni fa. Era l'ora in cui in tutti i paesi i bambini giocano per le strade, riempiendo la sera con le loro grida, quando anche i muri scuri riflettono la luce gialla del sole. Questo almeno avevo visto a Saiula ancora ieri, a questa medesima ora. Avevo anche visto il volo delle colombe rompere la tranquillità dell'aria, sbattendo le loro ali come se si staccassero dal giorno. Volavano e piombavano sui tetti, mentre le grida dei bambini volteggiavano e parevano tingersi d'azzurro nel cielo del tramonto. Adesso ero qui, in questo paese silenzioso. Sentivo cadere i miei passi sopra le pietre rotonde con cui erano lastricate le strade, i miei passi vuoti che ripetevano il loro suono nell'eco dei muri colorati dal sole del tramonto. Continuai a camminare per la strada principale in quell'ora. Guardavo le case vuote, le porte sgangherate, invase dalle erbacce. Come mi disse quel tizio che si chiamava quest'erba? La capitana, signore, una piaga che aspetta solo che la gente se ne vada per invadere le case. La vedrà. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos. Se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Se oyen pasos que se arrastran y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó, un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. C'erano stelle cadenti. Si spensero le luci a Comala. Allora il cielo si impadronì della notte. Padre Renteria si rigirava nel letto senza riuscire a dormire. Tutto quello che accade è per colpa mia, si diceva. La paura di offendere chi mi mantiene. Perché questa è la verità. Loro mi danno da vivere.
Dai poveri non ottengo nulla. Le preghiere non riempiono lo stomaco. È stato così finora. E queste sono le conseguenze. Colpa mia. Ho tradito quelli che mi vogliono bene e che mi hanno consegnato la loro fede e che mi cercano perché io interceda per loro davanti a Dio. Ma cosa hanno ottenuto con la loro fede? Si sono guadagnati il cielo o la purificazione delle loro anime? E per che cosa purificano la loro anima se all'ultimo momento... Ma ho ancora davanti agli occhi lo sguardo di Maria Diada, che veniva a chiedermi di salvare la sorella Edvige. È stata sempre al servizio del prossimo, ha dato tutto quello che aveva, perfino un figlio ha dato a tutti, l'ha fatto vedere a tutti perché qualcuno lo riconoscesse come suo, ma nessuno ha voluto farlo. E poi ha detto: in questo caso io sono anche suo padre, anche se per caso sono stata sua madre. Abusarono della sua ospitalità per quella sua bontà di non voler offenderli né inimicarsi nessuno, ma si è suicidata. Ha agito contro il volere di Dio. Non le rimaneva altra via. Anche a questo si è decisa per bontà. Ha sbagliato all'ultimo momento. È questo che le dissi. All'ultimo momento. Tanti beni accumulati per la sua salvezza e perderli così d'un tratto. Ma non li ha perduti. È morta con tanti dolori e il dolore... Lei ci ha detto qualcosa sul dolore che non ricordo più. Lei se n'è andata per quel dolore. È morta contorta dal sangue che la soffocava. E vedo ancora le sue smorfie. Le sue smorfie erano le più tristi che un essere umano abbia mai fatto. Forse se preghiamo tanto, Padre. Ho detto forse, semmai, con le messe di suffragio, ma per questo bisogna chiedere aiuto, far mandare a prendere dei sacerdoti e tutto ciò costa caro. Era lì davanti ai miei occhi lo sguardo di Maria Diada, una povera donna carica di figli. Non ne ho di soldi, lei lo sa, Padre. Lasciamo le cose come stanno e speriamo in Dio. Sì, Padre. Perché quello sguardo prendeva coraggio di fronte alla rassegnazione. Cosa costava a lui perdonare quando era così facile dire una parola o 2 o 100 parole se queste erano necessarie per salvare l'anima? Cosa sapeva lui del cielo e dell'inferno? Eppure lui, sperduto in un paese senza nome, sapeva chi aveva meritato il cielo. C'era un elenco e cominciò a ripassare i santi del Pantheon cattolico, a cominciare da quelli del giorno. Santa Nunilona, vergine e martire, Anercio, vescovo, Santa Salomè, vedova, Alodia o Elodia e Nulina, vergini, Cordula e Donato. E continuò. E stava già per addormentarsi quando si mise seduto sul letto. Sto ripassando una sfilza di santi come se stessi contando le pecore. Uscì fuori e guardò il cielo. Piovevano stelle. Gli dispiacque perché avrebbe voluto vedere un cielo quieto. Udì il canto dei galli. Sentì l'involucro della notte che copriva la terra, questa valle di lacrime. Había estrellas fugaces. Las luces en Comala se apagaron. Entonces el cielo se adueñó de la noche. Salió fuera y miró el cielo. Llovían estrellas. Lamentó aquello porque había querido ver un cielo quieto. Oyó el canto de los gallos. Sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra, este valle de lágrimas. Questo paese
è pieno di echi. Ti sembrano rinchiusi nel vuoto delle pareti o sotto le pietre. Quando cammini, senti che ti calpestano i passi. Senti degli scricchiolii, risate ormai molto vecchie come stanche di ridere, e voci ormai logore dall'uso. Senti tutto quello. Penso che arriverà un giorno in cui questi rumori finiranno. Così mi diceva Damiana Cisneros mentre attraversavamo il paese. C'è stato un tempo in cui sentivo per molte notti il rumore di una festa. I rumori mi arrivavano fino alla media luna. Mi avvicinai per vedere la festa e vidi questo, quello che stiamo vedendo adesso. Niente, nessuno. Le strade deserte come adesso. Poi smisi di sentirla. È che l'allegria stanca, perciò non mi meraviglio che tutto finisse. Sì, tornò a dire Damiana Cisneros, questo paese è pieno di echi. Io non mi spavento più. Sento l'ululare dei cani e nelle giornate d'aria si vede il vento che trascina foglie d'alberi, mentre qui, come vedi, non ci sono alberi. Una volta ce ne sono stati, se no da dove verrebbero fuori queste foglie? Il peggio di tutto è quando senti chiacchierare la gente, come se le voci uscissero da qualche fenditura e senza dubbio, così chiare che le riconosci. Né più né meno. Mentre venivo qui mi sono imbattuta in una veglia funebre. Mi sono fermata a recitare un Padre Nostro. Stavo pregando quando una donna si è staccata dalle altre ed è venuta a dirmi: Damiana, prega il Signore per me, Damiana. Lasciò cadere lo scialle e riconobbi il volto di mia sorella Sixtina. Cosa ci fai tu qui? Le domandai. Allora lei corse a nascondersi tra le altre donne. Mia sorella Sixtina, se non lo sai, è morta quando avevo 12 anni. Era la più grande. In casa mia eravamo 16 in famiglia, così puoi calcolare da quanto tempo è morta. E guardala adesso, vaga ancora per questo mondo. Così non ti devi spaventare se senti echi più recenti, Juan Preciado. Mia madre ha avvertito anche lei che sarei venuto? Le domandai. No. A proposito, che ne è di tua madre? È morta, dissi. È già morta? E di cosa? Non ho saputo di cosa, forse di tristezza. Sospirava molto. Quello è male. Ogni sospiro è come un sorso di vita che se ne va. Cosicché è morta. Sì. E forse lei lo sapeva. E perché avrei dovuto saperlo? Sono molti anni che non so niente. Allora come mai è riuscita a trovarmi? Lei è viva, Damiana? Me lo dica, Damiana. All'improvviso mi trovai solo in queste strade vuote, le finestre delle case aperte al cielo, da cui si affacciavano flessibili fili d'erba, coperture tutte scassate sotto le quali si vedevano i mattoni consumati. Damiana, gridai. Damiana Cisneros, mi rispose l'eco. Ana, Cisneros, Neros. Ana, Neros. Sentí que se abría el cielo. Tuve ánimos de correr hacia ti, de rodearte de alegría, de llorar. Y lloré, Susana, cuando supe que al fin regresarías. Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Este es uno de esos pueblos, Susana. Il caldo mi fece svegliare intorno alla mezzanotte e il sudore. Il corpo di quella donna fatto di terra, avvolto in croste di terra, si disfaceva come se si stesse sciogliendo in una pozza di melma.
Mi sembrava di nuotare nel sudore che da lei grondava e mi mancò l'aria necessaria a respirare. Allora mi alzai. La donna dormiva. Dalla sua bocca gorgogliava un rumore di bolle d'aria molto simile a un rantolo. Uscii in strada per trovare aria, ma il caldo che mi perseguitava non se ne voleva andare. Il fatto è che non c'è aria, soltanto la notte intorpidita e calma, riscaldata dalla canicola d'agosto. Non c'è aria. Dovevo aspirare la stessa aria che mi usciva di bocca, trattenendola con le mani prima che se ne andasse. La sentivo andare e venire, ogni volta meno, finché si fece così sottile che sfuggì dalle mie dita per sempre. Dico per sempre. Ricordo di aver visto qualcosa come nuvole spumose che facevano mulinello sopra il mio capo e poi di essermi sciacquato con quella spuma e di essermi perso nella sua nebbia. Fu l'ultima cosa che vidi. Mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena. Tenía los ojos cerrados, los brazos abiertos, desdobladas las piernas a la brisa del mar. Y en el mar ahí enfrente, lejano, dejando apenas restos de espuma en mis pies al subir su marea. All'alba la gente venne svegliata dal rintocco delle campane. Era la mattina dell'8 dicembre. Una mattina grigia, non fredda, ma grigia. Il rintocco cominciò con la campana maggiore. La seguirono le altre. Alcuni credettero che chiamavano per la messa solenne e incominciarono ad aprirsi le porte, poche, soltanto quelle dove abitava gente mattiniera, che attendeva sveglia che il tocco dell'alba li avvisasse che la notte era finita. Ma il rintocco durò più del dovuto. Ormai non suonavano soltanto le campane della chiesa maggiore, ma anche quelle della Sangre di Cristo, quelle della Cruz Verde e forse quelle del santuario. Giunse mezzogiorno e il rintocco non cessava. Giunse la notte e giorno e notte le campane continuarono a suonare, tutte allo stesso modo, sempre più forte, finché quello diventò un lamento fragoroso di suoni. Gli uomini gridavano per sentire quel che volevano dirsi. Che sarà successo? Si domandavano. Dopo 3 giorni erano tutti sordi. Era impossibile parlare con quel ronzio di cui era piena l'aria. Ma le campane continuavano. Alcune ormai fesse, con un suono vuoto come di orcio. È morta Donna Susana. Morta? Chi? La signora, la tua? Quella di Pedro Paramo. Cominciò ad arrivare gente da altri posti, attratta dal continuo rintocco. Da Contla venivano come in pellegrinaggio e anche da più lontano, non si sa da dove, ma arrivò un circo con altalene e sedie volanti, musicisti. Prima si avvicinavano come per guardare, poi entravano in paese, tanto che fecero persino delle serenate. E così, dopo un po', la cosa si trasformò in festa. Comala brulicò di gente, di baldoria, di rumori, come nei giorni della festa del santo patrono in cui si faceva fatica a camminare per il paese. Le campane smisero di suonare, ma la festa continuò. Non vi fu modo di far capire che si trattava di un lutto, di giorni di lutto. Non vi fu modo di farle andare via, anzi, al contrario, continuarono ad arrivarne altri. La media luna era sola, in silenzio. Si camminava a piedi scalzi, si parlava sottovoce. Seppellirono Susana San Juan e pochi a Comala se ne accorsero. C'era la fiera. C'erano combattimenti di galli, si sentiva la musica, le grida degli ubriachi e delle lotterie. Fin qui arrivava la luce del paese, che sembrava un'aureola sopra il cielo grigio, perché furono giorni grigi.
tristi per la medialuna. Don Pedro non parlava, non usciva dalla sua stanza. Giurò di vendicarsi di Comala. Incrocerò le braccia e Comala morirà di fame. E così fece. Grazie. Con questo finiamo Pedro Paramo e vi racconto un po' di cosa tratta in generale la pianura in fiamme. Allora, come vi dicevo, si tratta di una collezione di 17 racconti che furono pubblicate in 2 riviste e dopo li hanno raccolto in un libro pubblicato nel 1953. Anche in questo caso i racconti sono classificati come realismo magico. In questi c'è sempre l'uso del linguaggio popolare messicano e i suoi personaggi narrano le loro vicende con una naturalità come cosa normale e comune. Però nell'opera appaiono diversi temi centrali, uno dei quali era la sfortuna della terra che si trasforma in miseria per le persone che la lavorano. È una specie di inferno terreno degli uomini che perdono la speranza e della fotografia di migliaia di persone post-rivoluzionario, anche evidentemente dei cipilegni che anche loro hanno perso delle terre. Evidentemente c'è una critica sociale presente non solo nella rappresentazione meschina degli uomini alla testa delle classi sociali, ma anche dei rappresentanti della Chiesa che guardano o guardavano poche volte a questa povera gente. Altro tema centrale è la morte, unica via di uscita per i problemi di tanti personaggi. Senz'altro la morte, sia in Pedro Paramo sia nella pianura in fiamme, è un topico ricorrente, ma un po' lo è nella concezione dei messicani, che vediamo la morte non come un fine, bensì come una tappa inevitabile nella circolarità della vita. Adesso do la parola a Paola che ci spiegherà perché abbiamo scelto la seguente lettura. Ci siamo permessi così di sottrarre qualche minuto alla scrittura di Rulfo perché il brano che abbiamo scelto, Ci hanno dato la terra, che è il primo che apre La pianura in fiamme, ha richiamato alla nostra memoria altre narrazioni, testimonianze che in questi 40 anni da che è stato avviato il gemellaggio con Cipilo. Abbiamo qui Agostino che lo ha promosso. In questi 40 anni sono uscite diverse pubblicazioni e ci sono stati tanti momenti di rievocazione e quindi nella nostra mente è entrato un po' nella nostra storia collettiva come paese. Sono entrati degli echi che abbiamo sentito in questo racconto Ci hanno dato la terra, ed è per questo motivo che abbiamo scelto questo titolo per la serata. In questa pubblicazione di Agustin Zago Bronca vi leggo solo 2 parole che tra l'altro lui trae dal giornale El Día della città di Puebla nell'edizione del 19 settembre 1883, perché dice è un modo per descrivere effettivamente qual era la situazione di chi è arrivato in Messico in quel momento. Gli italiani stabiliti nella terra di questo Stato hanno prospettiva di un lusinghiero avvenire, ma quelli che si sono stabiliti a Cipilo dovranno lavorare molto per guadagnarsi un insufficiente sostentamento. La terra lì è troppo povera, arida, senza alberi e bruciata dal sole, perché nessuna collina la protegge dai venti del nord che arrecano danni nella valle meridionale di questa capitale. I nativi del paese, abituati a lavorare molto e a mangiare tortillas, pagati con uno stipendio molto ridotto, non sono riusciti a rimanere a Cipilo per mancanza del necessario per sopravvivere. Le famiglie italiane, che si alimentano in tutt'altro modo, mangiando carne, latte, pane di frumento, vino, soffriranno molto di queste privazioni e della fame, perché quelle terre non offrono nessun futuro ai coloni.
E sentiamo anche una brevissima testimonianza che ci ricorda appunto l'arrivo in una terra che in quel momento era un deserto. Abbiamo arrivato nel Messico, non abbiamo trovato ni Italia ni Peno, abbiamo dormito nel vivo terreno, donde le bestie che va a riposar. Sì, ho visto tocchettini come tutti e lì su per le montagne, e all'epoca anche adesso, perché non è tanta neanche adesso. E allora gli dico la via, gli dà tanta terra, e in realtà era tanta terra perché gli era pochi e l'estensione le grandusa di terra del lavoro. E quando chi venisti già per il Messico, non era ma qua chi gli aveva da dare ai nostri nonni, no. Era un'azienda che lei qua su da una popolazione, è un paese che non è qua come a 35 chilometri di distanza di qua, o chissà se non che 40 chilometri di qua, si chiama San Martín, e là era un'azienda. Io dicevo un'azienda perché era una casa grande solo e le terre del lavoro. E allora chi gli aveva dato il coso gli aveva dato, se conti, era destinato a dare poi l'azienda là, che si chiama San Bartolo Granillo. L'era terra tan più provvidente di queste e più grande, ma possibilmente là sia stata qualche persona, qualche dirigente del governo che abbia quella parla, dove gli ha fatto entrare un trattato entre il parón di questa azienda qua e l'ha da aver pagata o chi sente che forma per poter cendersi quella. Un imbroglio, in realtà, perché quando chi sa le terre qua nostri nonni era un deserto questo. Sì. Io è stato tanti anni per cominciare a vedere il prodotto del suo lavoro. Io è stato. Dopo tante ore passate a camminare senza incontrare neppure l'ombra di un albero, neppure un seme di un albero, né una radice di niente, si sente il latrare dei cani. A volte ti viene da pensare, su questa strada senza limiti, che non ci sarà niente dopo, che non si potrà trovare niente laggiù, in fondo a questa piana rigata da crepe e torrenti in secca. E invece sì. C'è qualcosa, c'è un paese. Si sente che latrano i cani e si sente nell'aria l'odore del fumo e si assapora questo odore di gente come fosse una speranza. Ma il paese è ancora molto in là, è il vento che lo porta vicino. Stiamo camminando fin dall'alba, adesso saranno all'incirca le 4. Qualcuno s'affaccia al cielo, allunga l'occhio fin dove sta appeso il sole e dice: saranno le 4 del pomeriggio. Quel qualcuno è Meliton, con lui c'è Faustino, c'è Esteban e ci sono io. Siamo in 4, li conto, 2 davanti, altri 2 dietro. Mi guardo indietro e non vedo nessuno. Allora mi dico: siamo in 4. Qualche ora fa, saranno state le 11, eravamo più di 20, ma poco alla volta si sono andati disperdendo finché non è rimasto altro che questo nodo che siamo noi. Faustino dice: può darsi che piova. Tutti alziamo la faccia e guardiamo una nube nera, pesante, che passa sopra le nostre teste e pensiamo: può darsi di sì.
Non diciamo quello che pensiamo. Già da un pezzo abbiamo perso la voglia di parlare. L'abbiamo persa col caldo. Si farebbe volentieri 2 parole da qualche altra parte, ma qui è una fatica. Qui uno parla e le parole si scaldano in bocca col calore di fuori e si seccano sulla lingua fino a far perdere il fiato. Così stanno le cose qui. Per questo a nessuno va di parlare. Cade una goccia d'acqua, grande, grossa, apre un buco per terra e lascia un impiastro come fosse uno sputo. Cade lei sola. Noi aspettiamo che ne cadano altre. Non piove. Adesso a guardare il cielo si vede la nube carica d'acqua correre via lontano, a tutta velocità. Il vento che viene dal paese le sta addosso, spingendola contro le ombre azzurre delle montagne. E la goccia caduta, per sbaglio, se la mangia la terra e la fa sparire nella sua sete. Chi diavolo l'avrà fatta questa piana tanto grande? A cosa serve? Ci siamo rimessi a camminare. Ci eravamo fermati per veder piovere. Non è piovuto. Adesso ci rimettiamo a camminare. A me viene da pensare che abbiamo camminato ben più del tratto che abbiamo fatto. Mi viene da pensare questo. Magari se fosse piovuto mi verrebbe da pensare altre cose. Eppure lo so che da quando ero ragazzo non ho mai visto piovere sull'Lano, quel che si dice piovere. No, l'Lano non è cosa. Non ci sono né conigli né uccelli, non c'è niente. A parte qualche huizzache rachitico e delle chiazze di zacate qua e là con le foglie contorte, a parte questo non c'è niente. Ed è qui che siamo, tutti e 4, a piedi. Prima ci andavamo a cavallo, avevamo una carabina in spalla. Adesso non abbiamo neppure più la carabina. Io ho sempre pensato che a toglierci la carabina hanno fatto bene. Da queste parti è pericoloso girare armati. Ti ammazzano senza preavviso se ti vedono giorno e notte con la 30 appesa alla cinghia. Ma i cavalli sono un'altra cosa. Se fossimo venuti a cavallo avremmo già assaggiato l'acqua verde del fiume e portato a spasso lo stomaco nelle vie del paese per far scendere il pranzo. Saremmo già là se avessimo tutti i cavalli che avevamo. Ma pure i cavalli ci hanno tolto insieme alla carabina. Mi giro da tutte le parti e guardo l'Alano. Tanta terra e tanto grande per niente. Ti scivolano via gli occhi a non trovare niente che li fermi. Solo le lucertole escono con la testa dai loro buchi. Poi, come sentono la vampata del sole, corrono a nascondersi all'ombra sotto una pietra sottile. Ma noi, quando ci toccherà di lavorare qui, cosa faremo per difenderci dal sole? Perché a noi hanno dato questa crosta di tufo da seminare. Ci dissero, dal paese fin qua è tutto vostro. E noi domandammo, è l'Lano? Sì, è l'Lano, tutto il Lano grande. Noi a muso duro dicemmo che l'Lano non lo volevamo, che volevamo la parte del fiume, dal fiume in là, per le terre umide, dove ci sono quegli alberi che chiamano casuarine, e i campi e la terra buona, non questa dura pelle di vacca che si chiama il Lano. Ma non ci lasciarono dire le nostre ragioni. Il delegato non era venuto per discutere con noi. Ci mise in mano le carte e disse: mica vi spaventerete con tutta questa terra per voi soli. Il fatto è che l'Lano, signor delegato, sono migliaia e migliaia di giornate. Però non c'è acqua, neppure per sciacquarsi la bocca c'è acqua. E i temporali? Nessuno ha mai detto che avreste ricevuto terre irrigue. Lì, come scende un po' di pioggia, il mais verrà su che neanche lo tirassero. Però, signor delegato, la terra è dilavata, dura.
Non crediamo che l'aratro affondi in quella specie di pietraia che è la terra del Lano. Bisognerebbe farci dei buchi con la zappa per seminare qualcosa, e neppure così è garantito che nasca niente, né mais né niente ci nascerà. Questo fatelo presente per iscritto. E adesso andate. È col latifondo che dovete prendervela, non con il governo. Aspetti, signor delegato. Noi non abbiamo detto niente contro il centro, solo contro il Lano. Non ci si cava niente da quel che non dà niente. Questo abbiamo detto. Ma aspetti che le spieghiamo. Senta, ricominciamo da dove eravamo. Ma lui non volle stare a sentirci. E così ci hanno dato questa terra. E su questa piastra arroventata vogliono che piantiamo i semi di qualcosa per vedere se qualcosa germoglia e viene su. Ma qui non verrà su niente, neppure zopilotes. Li vedi lassù di tanto in tanto, altissimi, volano via di corsa, cercano di andarsene al più presto da questo bianco terrame indurito, dove niente si muove, dove uno cammina e sembra che vada indietro. Meliton dice: questa è la terra che ci hanno dato. Faustino dice: cosa? Io non dico niente. Io penso, Meliton non ha la testa a posto. Deve essere il caldo a farlo straparlare. Il caldo che ha trapassato il cappello e gli ha cotto la testa. Se no, perché dice quello che dice? Quale terra ci hanno dato, Meliton? Qui non c'è neppure quel poco che servirebbe al vento per giocare ai mulinelli. Meliton torna a dire: servirà pure a qualcosa. Servirà anche solo per farci correre le cavalle. Quali cavalle? Gli domanda Esteban. Io non l'avevo guardato bene, Esteban. Adesso che parla, lo guardo. Ha indosso una casacca che gli arriva all'ombelico e sotto il poncio sporge la testa di qualcosa che pare una gallina. Sì, è una gallina rossa quella che porta Esteban sotto la casacca. Si vedono gli occhi addormentati e il becco aperto come sbadigliasse. Io gli chiedo: ehi Teban, dove l'hai raccattata quella gallina? È mia, dice lui. Prima non ce l'avevi, dove l'hai comprata? Non l'ho comprata, è la gallina del mio pollaio. Allora te la sei portata via per provvista, no? No. Me la porto per starle dietro. Casa mia è rimasta sola, non c'è nessuno per darle da mangiare, per questo me la son portata. La porto sempre con me quando vado lontano. E nascosta lì finisce che si soffoca. È meglio se la tiri fuori, all'aria. Lui se la sistema sotto il braccio e le soffia l'aria calda con la bocca. Poi dice: stiamo per arrivare allo strapiombo. Non sento più quello che dice Esteban. Ci siamo messi in fila per scendere il dirupo e lui cammina davanti a tutti. Vedo che ha preso la gallina per le zampe e la agita di continuo perché non sbatta la testa contro le pietre. Via via che scendiamo, la terra si fa buona. S'alza la polvere intorno a noi come fosse una carovana di muli quella che scende giù. Però ci piace riempirci di polvere. Ci piace. Dopo 11 ore che calpestiamo la durezza del Lano, ci sentiamo bene, avvolti da questa roba che ci vola addosso e sa di terra. Sul fiume, sulle chiome verdi delle casuarine, volano stormi di ciacalacas verdi. Anche questo ci piace. Adesso i latrati dei cani si sentono qui, vicino a noi, perché il vento che viene dal paese li ingolfa contro il dirupo e lo riempie di tutti i rumori. Esteban riprende in braccio la sua gallina mentre ci avviciniamo alle prime case. Le slega le zampe per sgranchirla e poi lui e la gallina spariscono dietro dei tepermesquites. Io prendo di qua, dice Esteban. Noi andiamo avanti, entriamo in paese. La terra che ci hanno dato sta là sopra.
abbiamo quasi finito. E dico quasi perché abbiamo una presenza qua tra di noi. E allora questa persona è stato anche in Messico e dopo qualche uccellino ci ha detto che era anche professore di letteratura italiana in Messico. Allora io vorrei invitarla, Pancino, a parlare qua. Sappiamo che è anche un amatore, un estimatore di Juan Rulfo, e lo invito a dirci qualche parola. Quando mi hanno chiesto di parlare questa sera non sapevo assolutamente cosa dirvi in realtà, perché il mio unico merito è di essere stato in Messico. Un secondo merito è di aver scoperto Juan Rulfo molto tempo fa e di essermene innamorato. Ma quindi cercherò di fare giusto una testimonianza e non partirò da Juan Rulfo, ma dal mio incontro con quello che è stato chiamato qui realismo magico nel 69, quando ho scoperto 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, che è stata per me veramente una rivelazione. Questa narrazione di una saga familiare e di un'epopea di un popolo e delle sue lotte, narrata come un sogno, si confaceva perfettamente a quello che io e i giovani della mia generazione cercavamo di fare. Il nostro sogno era di cambiare la realtà. Poi, anni dopo, sono andato in Messico e ho conosciuto il Messico, il paese più surreale che io abbia mai conosciuto nella mia vita. E quando sono arrivato, ero ancora giovane, sono arrivato con la mia cultura illuminista, con il mio franco parlare, in più franco parlare da rivoluzionario occidentale e così via, e mi sono incontrato con degli amici messicani, con dei messicani che mi hanno accolto e così via, e ben presto mi sono reso conto che non ci capivamo mica bene. Cioè, il mio schietto parlare era visto come arroganza e il loro parlare, un po' contorto, io lo vedevo come un'ambiguità, una doppia lingua, la lingua biforcuta, giusto appunto, questo è degli indiani un po' più su. E mi sono reso conto che in realtà questa incomprensione derivava soltanto dal fatto che si stavano confrontando due culture completamente diverse. In messicano c'è una parola che mi piace moltissimo, desencuentro. Il desencuentro non è uno scontro e infatti non ci si incontra. E in effetti, mentre io venivo dalla cultura illuminista, della filosofia tedesca, loro vengono da una cultura filtrata attraverso una dominazione coloniale di fiere civiltà, e quindi si può ben spiegare come si è evoluta un modo differente di avvicinarsi alla realtà, di, come dire, ammaestrare una realtà che spesso è stata estremamente dura, che è passata attraverso il massacro di popolazioni che hanno dovuto arrangiarsi, che hanno dovuto ritrovare un modo di vita, che hanno dovuto trovare il modo di integrarsi con l'invasore. E quindi è una cultura in effetti mista, è una cultura di integrazione dell'antica cultura azteca, maya, locale, indigena, con quella europea. E questo l'ho capito, e me l'hanno fatto capire giusto appunto, l'ho capito attraverso l'incontro con vari autori. C'è una grande letteratura messicana, ma soprattutto con due autori.
Uno è Octavio Paz, Il labirinto della soledad, Il labirinto della solitudine. È un libro fantastico che vi invito tutti, se possibile, a leggere, perché analizza con una lucidità tutto quello che stavo dicendo prima e più, cioè come si forma la cultura messicana e quali sono le sue enormi contraddizioni. E l'altra invece è la voce della poesia, la voce di Pedro Páramo, la voce di Juan Rulfo, che per me è stata veramente... sono stato abbacinato quando ho letto Pedro Páramo, perché è vero che in Messico la gente parla con i morti e i morti parlano con la gente. È vero che in Messico il giorno dei morti si fa la festa, è una grande festa, c'è allegria, c'è, come dire, la scaramanzia, penso, contro la morte. E poi questi due autori mostrano come in effetti il Messico sia una terra di enormi contraddizioni, in cui si può trovare veramente tutto il bene e tutto il male. Io ho visto dei villaggi che non sono come Comala, effettivamente, perché c'era gente, però quando ci sono passato, io e i miei amici, quando ci sono passato non vedevo nessuno, non c'è gente, eccetera. E poi a un certo punto ho girato per una corte, ho girato per un sentierino e sono andato dall'altra parte. La vita era dall'altra parte, cioè tutte le facciate delle case sulla strada non servivano a niente. Dall'altra parte c'erano i pappagalli, c'erano i bambini, c'erano le galline e così via, e sulla strada non c'era niente salvo i turisti, che eravamo in 3, perché in quei posti in realtà non ci vanno molti. Come anche ho visto paesi, e credo che il Messico indigeno sia la cosa più attachant, come si dice, più commovente che possa esistere. Ho visto paesi in cui cioè, si passa per queste grandi strade asfaltate e così via, poi per caso, per fortuna, si esce a destra o a sinistra e si incominciano a trovare dei tracciati, dei sentieri e così via, e a un certo punto si arriva in un paese, per esempio questo è un ricordo, intorno a dei canali in cui c'è una vecchia donna nuda che si sta lavando, ci sono le donne che stanno con i bambini che stanno lavando i panni, l'uomo che arriva dalle montagne come in Pedro Páramo a cavallo, e sembra di essere assolutamente in un altro mondo. Quindi il Messico è un paese in cui ci sono tanti mondi e voglio dire, uno di questi mondi è stato magistralmente raccontato da Pedro Páramo. Ecco la mia testimonianza. Ringrazio Gianfranco perché l'abbiamo colto un po' di sorpresa richiedendogli questo, però è stato perché sentivamo che era, vista la coincidenza che gli capitava di essere qui a Segusino questa settimana e il fatto che conoscesse Rulfo e naturalmente sapevamo che era stato in Messico, hanno reso troppo importante così provare a chiedergli un contributo. Grazie. Fine. No, c'è da sentire un brano, ma intanto che si chiama, è l'inno di Cipillo, che si chiama, come si chiamava? Adesso ho il vuoto perché sono rimasta contenta. Comunque ringrazio tutti voi e ringrazio... Ah sì, è vero. Addio Italia, buongiorno Messico.
E ringrazio Valdo TV per la trasmissione in diretta, tutti quanti che sono a casa, e Paola, la biblioteca, che ci ha dato una mano. Ringrazio anche il Comitato Gemelagi, sempre per questa opportunità di fare questi eventi culturali e di mostrare un po' della mia terra. E grazie a tutti voi e buona serata. Allora vi lascio con l'audio di Addio Italia, buongiorno Messico. Buongiorno Messico. Buongiorno Messico, addio Europa, buongiorno America. E si imbarcarono sul vecchio Atlantico a un'avventura, forse chimerica. Quando arrivarono a Veracroce per ricevere la patria nuova, tutti gridarono a grande voce: oh bello Messico, sei terra nostra. Oh dove splendido quando arrivarono, tutto era frutto, profumo e fiori. Qui gli occhi spenti si illuminarono vedendo il labaro dei tre colori. Addio Italia, buongiorno Messico, addio Europa, buongiorno America. E si imbarcarono sul vecchio Atlantico a un'avventura, forse chimerica. Ti salutiamo, caro Messico, con il lavoro dei 100 anni.